Passano accanto a Piazza Affari, scorrono nel cuore finanziario di Milano. 4-5 mila colletti bianchi bancari contro l'ipotesi di un nuovo contratto collettivo nazionale che dicono viene ridotto all'osso, abolisce scatti di stipendio e quindi alleggerisce buste paga e TFR, ma anche le tutele. Non ci sarà più obblighi di assumerci con il contratto del credito della finanza. Siamo i nuovi metalmeccanici del credito in questo momento. Forse la gente non l'ha capito, pensano che siamo privilegiati. Vogliono tagliare, vogliono togliere, non è possibile. Io credo che a nessun cittadino piacerebbe sapere che il loro conto corrente e le chiavi d'accesso non siano in mano a non si sa chi. Qualcuno magari appaltato, subappaltato e strasubappaltato. Lo stipendio c'è. Sì, lo stipendio c'è, ma non è il problema del fattore economico, è proprio un problema di posti di lavoro. Oggi sfiliamo i colletti bianchi e indossiamo le tute blu. Siamo i lavoratori del credito, esigiamo un contratto nazionale. I banchieri vorremmo che facessero un po' di dieta per la loro salute e per la salute di questo paese. ABI vuole passare da un sistema di protezione della categoria da parte di un contratto nazionale per tutti a contratti aziendali dove ogni singola azienda si fa il suo contratto. Dice Manuela così corriamo il rischio di essere pagati in base alla produttività, secondo l'interesse delle banche e non dei cittadini. Nel momento in cui ci faranno lavorare per provvigione, noi non ci sarà più permesso di offrire dei prodotti che comunque sono vicini alla clientela. Vorrà dire che noi non manterremo più la nostra indipendenza nei confronti del cliente, ma utilizzeremo il cliente per costruirci uno stipendio a fine mese e questa cosa è vergognosa. L'intenzione di annullare quello che è la natura delle banche, cioè vendere il credito, fare finanziamenti, prestare i soldi alle aziende, alle famiglie. Quando una BCE, una banca, presta i soldi alle banche, le banche li investono in borsa e speculano in borsa e ovviamente il paese non cresce. Il pericolo è quello di rimanere senza un contratto nazionale per creare le condizioni per licenziamenti di massa, questo è il vero motivo. 6.000 i posti già persi in Lombardia dal 2011, 68.000 in tutta Italia negli ultimi 15 anni. La riforma delle banche popolari, secondo i sindacati, rischia poi di cancellare altri 20.000 posti di lavoro. In un comunicato l'ABI, l'Associazione delle Banche, sottolinea la volontà di arrivare ad una firma che concili le esigenze del settore con quelle di tutela dei lavoratori, ma nel contempo fissa la data del 31 marzo come limite invalicabile per la trattativa. Migliaia di lavoratori! In rappresentanza di 300.000 bancari che vogliono far sentire la loro forte protesta di fronte all'arroganza dei banchieri, all'arroganza di una delegazione ABI che non ha mai voluto iniziare una trattativa sul contratto, anzi che ci disdice il contratto dicendo che non ce lo applicherà mai più, dicendo che vuole abbassare i nostri salari. Peccato che questi rappresentanti, il credito degli ottantenni dell'ABI, e che penalizza anche i giovani e che nel frattempo si riempie le tasche di compensi milionari sostenendo che noi siamo la colpa, i responsabili della crisi. E allora facciamo sentire la nostra protesta con un forte no! Contratto!